Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro amato club. Forza Napoli! Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto a CRC, radio partner dell'SSC Napoli, ha espresso la sua opinione, in questo caso sulla questione del centravanti con la coppia Nunez-Lucca. Lucca o Darwin Nunez? Lucca costa tra i 25 e i 35 milioni. Il Napoli ha congelato l'affare. Vuole puntare su Nunez? Benissimo, signor giocatore. Ma non è mai decollato in 3 anni al Liverpool, ha fatto molti danni. Il massimo che ha fatto in Premier League, dove si segna tanto, sono stati 11 gol. Quest'anno ne ha segnati 5. È un giocatore oggettivamente forte, ma va visto per quello che è, uno che non è decollato. Un po' come Gyökeres, che segna in Portogallo e se lo prendi sembra di prendere il massimo del mercato, ma non sai se lo confermerà in un altro campionato di vertice, e per quello che costa è un rischio che vale la pena correre. Oggettivamente, Nunez non è stato all'altezza alle sue promesse. Il Liverpool è stato duramente criticato per questa scelta, poiché le due squadre che si erano contese il titolo punto a punto l'anno precedente avevano fatto 2 scelte offensive diverse, il Liverpool con Nunez, il City con Haaland. È noto che uno dei due fosse il capocannoniere e Nunez sia finito in panchina. E questo ha aumentato il divario tra Manchester City e Liverpool, prima di quest'anno, dato che il City sta attraversando una crisi. Nunez non è stato il protagonista di questa grande annata per il Liverpool. Se mi chiedete, Nunez è forte? Lo vorreste al Napoli? Sì. Se mi chiedete se Lucca mi piace, rispondo la stessa cosa. Vedo punti a favore dell'uno e punti a favore dell'altro. L'acquisto di Nunez è molto più ambizioso e costa anche molto di più. Gli inglesi vogliono 60 a 65 milioni di euro. Se il Napoli riesce a negoziare il prezzo, non lo porterà a casa, in nessun caso, per meno di 50 a 55 milioni. Siamo allo stesso prezzo di Osimhen, il più costoso della storia del Napoli. Lascia un like al video così che YouTube possa avvisarti dei prossimi video del canale. Grazie. Continua. In attesa di notizie sul suo futuro, Victor Osimhen, dalla mezzanotte di lunedì prossimo, quando terminerà il prestito al Galatasaray, tornerà ad essere un giocatore a completa disposizione del Napoli. Le convocazioni ufficiali stanno per essere inviate e ce n'è già una pronta per Victor Osimhen, che è intrappolato, come titola oggi Repubblica, secondo cui l'attaccante nigeriano dovrà quindi presentarsi alla riunione del 15 luglio al centro sportivo di Castelvolturno, a meno che non si trovi una soluzione definitiva per il suo trasferimento, in discussione da tempo. È un paradosso che il capocannoniere del terzo scudetto sia diventato un problema fastidioso. Un anno fa, Osimhen bloccò il calciomercato del Napoli per quasi tutta l'estate europea, prima di accettare il prestito in Turchia solo a inizio settembre. Un anno dopo, però, il nigeriano l'attaccante sarebbe il più penalizzato da un nuovo braccio di ferro, considerando l'addio di Kvara e il ritorno in Champions League dopo lo scudetto, con il Napoli che avrebbe così rimesso a posto i conti e, in tal caso, diventerebbe invulnerabile. Il quotidiano sottolinea che il Napoli ha la forza economica per tenere Osimhen fuori dalla rosa, in caso di rottura irreparabile. Ed è altrettanto certo che un nuovo prestito è fuori discussione. La clausola rescissoria da 75 milioni di euro andrà pagata, ma Osimhen è in vacanza a Lagos e ha chiarito per ora di non voler ancora pensare al futuro. Ma l'Al-Hilal tornerà presto in lizza dopo aver offerto 40 milioni di euro al giocatore e 75 milioni di euro al Napoli. Che ne pensate, tifosi del Napoli? Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre!